Futsal People, buonasera da Enrico Cogela e benvenuti a Torino, Pala Maggiore di Leini, L84 Benevento, prima giornata di Serie A. C'è il fischio, via, si parte, andiamo, buon divertimento con L84 Benevento, con il Benevento che gira il primo possesso della sua stagione. Chiama la giocata Rocha che aspetta, poi si gira, se ne va, Rocha, che parata di Matteus, Botta spinge la transizione, Guerra vuole andare fino in fondo, si gira bene, calcia Guerra, Tondi, bella parata, poi Murillo a ripulire l'area di competenza, allungando il pallone direttamente in out, Ruleta e sinistro. Palla fuori per Rescia, calcia Rescia, Stigliano mette giù, calcia Stigliano, Tuli, Rescia in verticale, Rocha, si gira Rocha, calcia Rocha, ha segnato l'L84, ha segnato Vinicius Rocha, 8:38 alla fine del primo tempo. Quella è la giocata del ciclone tropicale verde-nero, 1-0. E prova a spingere la transizione, scava il pallone per la corsa di Murillo, in palleggio Murillo, prova a calciare Murillo. Anticipato bene da Stigliano che prova a calciare sul primo palo, applausi, si sgancia Tuli, Rocha passa, poi Solata per Rescia che va da Tuli, imbuca il pallone per Fortini, miracolo di Matteus che la toglie da dentro la porta, bellissima azione dell'L84, Matteus in spaccata, Luci palla fuori, Botta, calcia male, Tondi con un rimbalzo stranissimo sul parquet del Pala Maggiore, alla fine con la mano di richiamo deve allungare il pallone direttamente in calcio d'angolo. Milucci, palla centrale, buona per Stigliano che manda in profondità ancora Milucci, Tondi con un miracolo, nasconde il pallone e cambia lato per Osico che rientra, guarda la porta, Matteus in qualche modo, poi Fortini, toccato da Matteus ed è calcio di rigore in favore dell'L84 dopo la parata di Matteus sul rimpallo, il tocco sulla gamba destra di Giuliano Fortini, e dopo 4 minuti rigore per l'L84. Va Rocha, Luberto bravissimo a dire di no a Vinicius Rocha, palla sopra verso Raguso, al volo Matteus ancora una volta molto bene, sfida De Crescenzo, rientra Osico con spazio, calcia Osico, ancora Matteus a metterci le mani in verticale, legge bene Raguso che la mette giù con il petto, poi cambia bene lato per Rocha, Rocha finta, alza il pallone letto ancora una volta bene da Raguso che col ginocchio trova Osico, Rocha con spazio, Rocha, destro di Rocha, ancora Matteus, palla dentro letta da Raguso che può spingere la transizione, 4 contro 2 possibile per l'84, cambio di lato da Fortini, sempre Braga, scarico per Tuli, calcia Tuli, Braga finta, calcia Braga, ancora Matteus, MVP del secondo tempo per distacco del Benevento, Dias Rocha Matteus, altra grandissima parata su Lucas Braga, palla dentro da Braga che calcia, 60 secondi alla fine, De Crescenzo, Stigliano, Colletta, ancora Stigliano, De Crescenzo, Colletta con spazio, palla in angolo, centrale Braga, Rescia con la porta vuota, calcia Rescia, Stigliano, Botta, 15 secondi, Raguso legge, poi calcia verso la porta del Benevento, Tondi predica calma e la scaraventa il più lontano possibile, Osico di testa, non trova lo specchio della porta, manca un secondo alla sirena, ci sarà il lancio dell'ispirazione da parte di Milucci, un secondo alla sirena come ha fatto ampi cenni il Crono Filippi, Matteus che come detto andrà a lanciare il più lontano possibile il pallone per cercare di creare un pericolo alla difesa dell'84, è chiaro che il tempo che rimane è veramente poco, va lungo Matteus ma suona la sirena, luci spente al Pala Maggiore di Leini, l'L84 batte per 1-0 il Benevento nella sua prima uscita stagionale, la decide il gol di Vinicius Rocha nella prima frazione di gioco
nell'84 che ha calciato diverse volte verso la porta di un ottimo Matteus, un Benevento che con tanta volta non è però riuscito a portare punti preziosi a casa. Dal Pala Maggiore di Linea Tutto un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.